buonasera. Il mondo finanziario sta crollando, le grandi banche sono in difficoltà o stanno per fallire, le borse mondiali bruciano i risparmi e il futuro di milioni di risparmiatori. E cosa succede nel nostro orticello, nella nostra Italietta berlusconiana? Succede che con un piccolo emendamento sul decreto cosiddetto Salva l'Italia, con la solita tecnica di inserire un piccolo comma di 3 sole righe, che non c'entra niente con il tema del decreto legge in questione, sarebbero andati impuniti, dico sarebbero perché è stata cassata questa cosa, sarebbero andati impuniti i grandi bancarottieri, tipo Tanzi della Parmalat, Cragnotti della Cirio e Geronzi, presidente di Mediobanca, la più grande banca d'affari italiana, già condannato in primo grado per bancarotta. Per cui i responsabili di truffe miliardarie, che sono costate e costano lacrime e sangue a migliaia di famiglie, avrebbero goduto dell'immunità e quindi dell'impunità. L'opposizione non si era accorta di nulla, si è invece accorta del colpo di mano la giornalista Milena Gabanelli della trasmissione Report. Sono stati individuati anche i nomi degli autori di questo scempio. Sono parlamentari che nessuno conosce, sono quelli che vengono chiamati spregiativamente peones, cioè coloro che non contano nulla nel palazzo. E allora credete davvero che 2 anonimi deputati possano aver pensato una porcheria del genere senza l'avallo di Tremonti o Berlusconi? Su via, anche se Tremonti in Parlamento ha fatto la sceneggiata di non saperne nulla dicendo o viene tolto quell'emendamento oppure se ne va il sottoscritto, ancora non mi convince. Pare che ci sia già pronto un altro escamotage giuridico per raggiungere comunque lo stesso risultato, ovvero togliere dai guai giudiziari Geronzi e compagnia bella. Comunque vi terrò informati. Ora cambiamo argomento. Nell'isola del 10 settembre scommettevo con voi sul fatto che Berlusconi avrebbe trovato il modo per impedire che il suo sodale Marcello Dell'Utri potesse entrare nelle patrie galere. Dell'Utri è un pregiudicato che ha dei processi in corso prossimi a sentenza e nel caso venisse condannato entrerebbe direttamente dal Parlamento al carcere. Quando feci questa scommessa con voi pensavo che Berlusconi avrebbe rimesso in campo l'immunità parlamentare, ma non avevo valutato un'altra possibilità. E così è improvvisamente spuntato un nuovo lodo, che si chiamerà lodo Consolo, dal nome dell'ideatore che è anche difensore del ministro Matteoli in un processo. Con questa nuova legge sarebbero immuni, come Berlusconi, anche gli altri componenti del suo governo. E qui sta l'astuzia. Con questo nuovo lodo, ministri, viceministri, sottosegretari non sarebbero processabili. E allora rinnovo la scommessa. Se passerà anche questa porcata, lo statista di Arcore nominerà un nuovo sottosegretario che si chiamerà Marcello Dell'Utri, così colpifero che i giudici che lo stanno processando non lo rivedranno più alla sbarra. Accetto scommesse. Cambiamo ancora argomento. Ricordo che nell'isola del 20 agosto avevo esposto alcuni casi sui metodi spartitori usati dai partiti per le nomine nei ruoli pubblici. Tra questi avevo ricordato il caso dell'attuale sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, e il senatore Giovanni Collino. Per chi non ricorda, per far dimettere da segretario provinciale di Udine di Alleanza Nazionale Carlantoni, il senatore Collino, leader friulano di Alleanza Nazionale, aveva chiesto allo stesso Carlantoni di fare delle richieste che lo compensassero della perdita del suo ruolo di segretario. Ebbene, le richieste che gli fece vennero poi pubblicate dalla stampa e lo stesso Collino disse che quanto pubblicato corrispondeva al vero, quindi non sono invenzioni o sciocchezze. E l'unico suo cruccio era che quanto richiesto da Carlantoni sia diventato di dominio pubblico. Tra le clausole di questo incredibile accordo ce n'era una che diceva pressappoco così: se Tarvisio era il candidato sindaco di Tarvisio per il centrodestra, dicevo, se Tarvisio va sotto i 5.000 abitanti e quindi diminuisce l'indennità del sindaco, voglio un ruolo di nomina pubblica che compensi la minore mia entrata. Ed ecco che il 14 ottobre scorso leggo sul Messaggero Veneto una notizia che mi ha fatto sorridere amaro. Era un articolo che parlava del raddoppio dell'indennità per il commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predel. Il raddoppio dell'indennità era dovuta perché è agganciata all'indennità del sindaco di Tarvisio,
Carlantoni, appunto, che, udite udite, se l'era a sua volta raddoppiata già dal giugno scorso, come evidenziato sul Messaggero Veneto. Era il suo incubo da candidato sindaco, ma poi, come si vede, 5.000 abitanti o meno, ha comunque risolto il problema. Appena si è insediato sulla poltrona di sindaco, e sindaco dalle elezioni di aprile, si è raddoppiato tranquillamente l'indennità. E io pago, come diceva il grande Totò. Arrivederci a mercoledì prossimo.